Ritratto di donna, sguardi intensi, vite lontane eppure vicine, antiche giovinezze riprese dai pennelli dei più grandi artisti degli anni '20 che hanno raccontato la donna, l'amicizia femminile, il sogno, la nuova epoca rombante dei motori, abiti che hanno vissuto trionfi come questo appartenuto ad Eleonora Duse, e poi gioielli scintillanti, i primi manifesti pubblicitari. Tutto è arte, tutto è testimonianza di un'epoca, tutto è il ritratto di donna. Trovo che i ritratti di donna siano anche molto curiosi e interessanti per vedere come dai primi del Novecento cambia un immaginario, da donne nella fiaba, in una sorta di anche pulviscolo di fiori, diventano delle donne vere. Abbiamo gli abiti, i gioielli che rispecchiano in pieno questo realismo magico. Questa mostra è una dichiarazione d'amore per la nostra città e della nostra città al mondo della cultura. Protagonisti gli anni '20, anni di grande rivoluzione, anni proprio di riscatto anche delle donne che si rimboccarono le maniche, nello stesso tempo riuscendo in qualche modo a prendere il ruolo degli uomini, a dare grande entusiasmo anche del mondo del lavoro, ma rimanere donne. Luci soffuse in Basilica Palladiana. Quella che va di scena è una mostra nella mostra, arte dipinta in una vetrina d'arte architettonica. I grandi maestri degli anni '20 e il grande architetto rinascimentale, lui e loro, insieme in un connubio ardito, visionario, insolito, eppure armonioso, perché tutto è perfettamente dove deve essere. È come se fossimo dentro uno scrigno, io guardando in alto e le pareti che dialogano con i dipinti di un magnifico momento della storia dell'arte, trovo che questo è davvero importante. Ritratto di donna, il sogno degli anni '20 e lo sguardo di Ubaldo Oppi. Lui, l'artista vicentino, è il grande protagonista della mostra in Basilica, affascinanti i suoi primi piani di donne distratte, seduttive, moderne, ma alle atmosfere di Ubaldo Oppi si uniscono quelle di Klimt, di Picasso e di tanti altri artisti assoluti. Per il sindaco Francesco Rucco è la prima mostra in Basilica, la sua scommessa con la cultura, per la cultura, inizia da qui. Sì, è un programma culturale importante che prevede al centro la nostra Basilica Palladiana, che ricordiamo dal 2014 è monumento nazionale, quindi sarà da una parte arte e cultura e dall'altra valorizzazione della Basilica Palladiana, che come potete vedere dall'allestimento conserva la possibilità di vedere la copertura, la volta in tutti gli angoli della Basilica stessa, e quindi una grande scommessa da parte nostra.